Quando sul sagrato della chiesa di Favaro Veneto arrivano le tre bare, è un'intera comunità a trattenere il respiro e ad abbracciare con il cuore Elena Potente, mamma del piccolo Mattia, compagna di Marco e figlia di Maria Grazia, le tre vittime della strage di Santo Stefano di Cadore. In chiesa Elena è accanto all'altro sopravvissuto alla furia dell'Audinera guidata da Angelica Hutter, il padre Lucio, si sorreggono l'un l'altra, gli sguardi fissi sui feretri, lo strazio. Un dolore enorme è condiviso con la famiglia Antoniello, i genitori di Marco, Ida e Luigi, i figli e l'ex compagna, il fratello Rocco e don Giuseppe Simone, che ben li conosce, a dare voce al loro smarrimento. Pochi i riferimenti ad Angelica, un conto è l'inchiesta, un altro il dolore. Non è ancora il tempo né del perdono né del giudizio, solo quello della fede e del battesimo, ricevuto da Mattia poco più di un anno fa. Abbiamo letto e sentito tante ricostruzioni dell'accaduto, ma questo non ci restituisce le persone care che abbiamo perduto. Ci spiega i tanti come, ma non risponde ai tanti nostri perché. Che cosa si può dire davanti alla morte di un bambino, la cui vita era appena sbocciata? E a quel bambino, al suo papà e alla nonna la lettera di Alice, figlia di Elena, che fa la seconda media. A leggerla è proprio Elena, che trova la forza di salire sull'altare accompagnata da Rocco, fratello di Marco. Mattia, ciao Piccoletto, spero tu possa giocare libero con tutti i giocattoli del mondo. Mi raccomando, non far esasperare papà e la nonna. Marco, grazie di avermi trattato come una figlia, di esserti occupato anche delle più piccole cose. E ora a mia nonna, che dire, non ti riposi mai, eh? Si firma sorella maggiore, figlia acquisita e nipote Alice. Cercate di riposare in pace. Ringrazia tutti, partendo dai soccorritori Rocco, che si rivolge al fratello Marco, due gli impegni solenni. La prima promessa è che sarò presente in qualsiasi modo nella crescita dei tuoi figli Tommaso e Giada. La seconda, il vuoto che avete lasciato tu e Mattia in casa di Elena sarà impossibile colmarlo, ma ti prometto che cercherò di stare vicino ad Elena il più possibile. Mi piace pensare che da lassù tu spinga Matti in passeggino e che Maria Grazia vi aspetti per mangiare le patate roste e sardine in panaie che ti piacevano tanto. Ti voglio bene.